Dalla finestra della scuola vedevo due grandi cipressi. Mi astraevo completamente nella contemplazione di come cambiavano con la luce. Durante tutto il pomeriggio parevano consumarsi e ardere nel cielo come due oscure fiamme. Dopo l'Angelus, le loro sagome scomparivano nella notte. Ma la presenza immobile di due invisibili personalità mi forzava a guardare nella loro direzione, anche se non potevo vederli. Da lì rincontrava la sua ossessione infantile per i cipressi nell'opera di Arnold Böcklin L'isola dei morti, che interessava particolarmente i surrealisti. Il cipresso si erige a simbolo di morte, solitudine e malinconia. Da lì circondò la casa di Port-Yegat di cipressi. Ciò fece che tutta l'allegria mattutina, che da lì trovava selvaggia e amara, si trasformasse al tramonto in tristezza, facendo diventare Port-Yegat una nuova isola dei morti.